come si vive, come si va avanti senza acqua a casa? Non si può ovviamente vivere senza acqua a casa, proprio per una questione di igiene, perché l'acqua è un bene primario per tutti e nessuno può vietare ad una persona di non usufruire di un bene primario, perché noi abitiamo lì da una vita. Adesso perché è successo tutto questo marasma non lo spiegano. Il procuratore De Leo, come cavolo si chiama, ha detto che agli abusivi non tocca, però agli abusivi tocca pagare l'IMU, ci tocca pagare la spazzatura, ci tocca pagare anche l'aria che respiriamo, però non abbiamo diritto all'acqua. Niente, praticamente questa situazione è diventata insostenibile. Io, nonostante avere il contratto con l'AICA, con il numero di codice, ho telefonato, ho fatto la richiesta, ancora acqua non ce n'è, non ne portano. Praticamente ho saputo che l'AICA ha solamente poche bonze disponibili, quindi il portare l'acqua è per loro una cosa che secondo me è inesistente, non la porteranno mai. Quindi siamo qua riuniti in questa sede per parlare direttamente col sindaco, perché si passano la palla da un ente all'altro. Ora l'unica soluzione per risolvere il problema ci deve aiutare il sindaco, si mette a disposizione, vede quello che deve fare e lui ci rifornirà, non lo so, quello che vuole fare fa, l'importante è che noi abbiamo l'acqua. Senza acqua è impossibile vivere. Non si può stare, io vado con i bidoni a Bonamorone a riempirmi i bidoni di acqua, 2 bidoni, 3 bidoni ogni notte, perché io lavoro nella ristorazione, finisco a mezzanotte mi tocca salire da Agrigento, riempire i bidoni con l'acqua, scendere a casa, scaricare l'acqua. Come si vive senza acqua? Non si può vivere senza acqua, perché i problemi sono tanti. C'è bisogno delle pulizie, di farci una doccia, campare da esseri umani, perché nemmeno gli animali si trattano così. Il sindaco l'ho chiamato fino a poco fa, mi ha detto ora vengo, invece è scappato. Questo è il sindaco di Agrigento. Però per pagare la spazzatura, pagare l'IMU, pagare la luce, pagare il telefono, siamo in regola. Ora per l'acqua tutto ad un tratto siamo diventati abusivi. Per me, io non capisco dove vogliono arrivare. Da quanti giorni non riceve acqua a casa? Da giorno 9. Noi eravamo forniti tranquillamente dagli autobottisti, telefonavamo, venivano, scaricavano e pagavano. Gli autobottisti hanno fatto sempre il suo lavoro, in piena regola. Ora non so per quale motivo sta succedendo tutto questo, siamo tutti senza acqua, la zona di Mandalusa siamo tutti senza acqua, stiamo trasportando acqua con i bidoni, il rischio che se ti fermano ti sequestrano la macchina perché non puoi trasportare l'acqua. Ora non lo so come si dovrebbe vivere, se uno non è padrone nemmeno di andare a riempire 2 bidoni d'acqua a Bonamorone, ditemi come si deve fare, o che il signor sindaco finalmente, tra parentesi, finalmente ora se ne va, perché ora in questo minuto l'ho chiamato signor sindaco, dobbiamo parlare con lei per l'acqua, ora vengo, invece è scappato. Ora non capisco con chi ci dobbiamo rivolgere. Non si vive bene. Io guardi, sto arrivando fra 2 giorni all'asciutto completamente. Mi dico, loro ci devono dire qualcosa, perché guardi, noi avevamo gli autobottisti che ci fornivano di acqua, non tendo fornite di condotta. Come dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Dite voi un po'. Noi siamo qua pacificamente, vogliamo il nostro diritto che è l'acqua, non vogliamo altro. Tutto questo. Allora, che succede e quale problema evidenziale? Allora, il problema è che tutto un altro, noi siamo abusivi, lo sappiamo, abbiamo ereditato queste case, queste cose, ci troviamo in questa situazione. Io in particolare mi trovo in una situazione di avere un bambino prematuro, dove all'ospedale, al momento delle dimissioni, mi hanno detto che deve esserci il massimo igiene, il massimo tutto. Come faccio a garantire a un bambino di 7 mesi l'igiene quando ci viene a mancare il bene primario? Ok, metterci a regola, tutto i ticket, ma se ci sono problemi enormi per rifornire i ristoranti, che è in regola, noi quando dobbiamo stare? Noi chiediamo una proroga, come abbiamo fatto in questi 50 anni con gli autobottisti, trovare un tavolo tecnico, residenti di chi le zone non servite, che poi le zone non servite, attenzione, non è solo Mandalusa, perché la cosa è
più grande, c'è Villaggio Arte del Villaggio Mosè, c'è Via Cavalleri Magazzini, ce ne sono diverse attività, un tavolo tecnico per evitare di scoppiare un caso sanitario. Noi vogliamo un accordo di un anno, nel frattempo siamo abusivi, come andate a mettere a regola non lo so, se siamo abusivi noi dicete Giovanni come andate a mettere a regola, perché i documenti non li abbiamo. Chiediamo che venga sbloccato l'acqua, sia per chi ha fatto la richiesta, chi è in attesa di fare l'iter burocratico, anche perché non è semplice. Chiediamo di avere l'acqua, solo questo. Da quanti giorni non ricevete acqua? Dal 9 di maggio si sono bloccati gli autobottisti e non c'è nessun modo di avere l'acqua. Anche andando a prendere i famosi ticket, ci sono tempi d'attesa lunghissimi. Come si fa? Parliamo di un bene primario. Siamo abusivi, lo sappiamo. Picchinato tenuto a dritta tutto questo tempo. Come si vive senza acqua? Malissimo, malissimo, anche perché se basta andare alla fontana principale che abbiamo noi, Buon Morume, è piena. E poi uno quando acqua può trasportare con un mezzo. Cioè, è una vita che non si augura a nessuno. Qua, io spero che molti agrigentini vengano, al di là se abitano a Maddalus o no, è un interesse di tutti, dobbiamo avere l'acqua, è un diritto. Basta.